Buongiorno e bentrovati avventurosi. Oggi ci troviamo con la fantastica compagnia di Riccardo, che mi sta portando tra le Alpi Giulie su questo splendido paesaggio innevato e circondato dalle montagne. Oggi è una giornata super soleggiata e soprattutto un sentiero poco battuto che, grazie alle conoscenze di Riccardo, ci possiamo concedere questa escursione privata. Facciamo salutare Riccardo. Ciao ragazzi. E ci vediamo lungo il percorso, altrimenti se no parlando alla camera cadiamo di sotto. Qui alle nostre spalle lo Yoff Montasio, bellissimo così con questo sole, e di qua tutto questo ambiente innevato fantastico. Su questa parte c'è un po' di vento che ci ha un po' rinfrescato e ci costringe a coprirci un pochetto. Infatti mi metto subito i guanti che mi si stanno gelando le mani. Siamo arrivati in questa zona bella, completamente imbattuta, e si vedono solamente le nostre orme e quella di qualche animale qui delle zone. Come probabilmente mi sembrate di riconoscere le orme di camosci o comunque di un ungulato. Poi c'erano delle tracce di lepre, orme di lepre e le nostre. Tra l'altro siamo dovuti mettere le ciaspole perché la neve si è fatta un po' più presente e quindi diventava faticoso camminare senza ciaspole. Bene, si sta rivelando una bellissima escursione, impegnativa al punto giusto, che ti fa godere tutto il panorama circostante. Poi c'è un silenzio e spesso si sentono cantare gli uccelli.
Abbiamo finalmente raggiunto la vetta del Monte Piccolo, sempre in compagnia di Riccardo e della nuova giunta Stefano. Da qui c'è un panorama, ti lascia veramente senza fiato. Non ricordo l'ultima volta che ho raggiunto e visto un panorama del genere, che poi questa cima, come diceva Riccardo, non è neanche segnata sulle mappe, è un po' sottovalutata, ma non so, sembra tipo un attico. Eccoci al termine di questa fantastica escursione, con una giornata davvero bellissima, un sole che spacca le pietre, speriamo non quelle dove ci passiamo sotto, e oggi non c'era praticamente nessuno se non Stefano, che abbiamo conosciuto durante l'escursione, e voglio davvero ringraziare Riccardo per avermi portato qui, perché sono rimasto davvero sbalordito. E nulla, beh, sicuramente lo conoscerete tutti Riccardo, ma se ci fosse qualcuno che non lo conosce vi metto il suo link per il suo canale, The Mountain Rambler, e null'altro ragazzi. È stata una giornata pazzesca, vi saluto, iscrivetevi, commentatemi, fatemi sapere la vostra considerazione a riguardo e ci vediamo alla prossima escursione. Ciao! Ciao! Ciao!